Questa sera presentiamo il libro di Natalia Baseggio, che è della collana Storie e Memorie e che ha come titolo Il coraggio dell'anima. Come dice già il titolo, è veramente una esaltazione del coraggio, inteso in tutte le sue accezioni, in tutte le sue manifestazioni. Il coraggio di essere se stessi, sempre e comunque. Il coraggio di vivere ogni giorno con e per gli altri, e lei lo fa proprio perché è una persona altruista. Di saper affrontare le situazioni negative che sfortunatamente capitano a tutti e capitano spesso anche quotidianamente, per ricominciare con sempre più forza, più determinazione e non dimenticando però mai nulla. Ecco, questa è la cosa importante, non dimenticando anche quello che ci ha fatto soffrire, perché come diceva Kierkegaard ci vuole più coraggio per dimenticare che per ricordare. È un libro al femminile e i libri al femminile certe volte rischiano di essere banali e il libro di Natalia non lo è assolutamente, è un libro di grande spessore e tutte le donne possono ritrovare in questo libro le loro debolezze e le loro paure, perché noi donne siamo spesso spaventate, ma anche le loro speranze. Incredibile, tanto che questo libro nasce proprio dal ricordo di un profumo. Senti, Di un profumo? Di un profumo. Ecco, tu hai detto una cosa molto carina, questo fatto di scrivere sui foglietti, proprio nel momento che ti viene una cosa in mente, tu hai subito il foglietto, è una cosa che dovrebbero fare anche i bambini, avere sempre la carta in mano per poter scrivere quello che ti viene in mente. C'è qualche pensiero, secondo me, qui dentro di questi qua che tu hai scritto? Sì, quasi tutti. molti, Sì. molti. Tra l'altro per un lungo periodo c'è stata quasi una raccolta di questi fogli che qualcuno ogni tanto ha letto perché comunque erano proprio venivano fuori così. Quindi c'è una vita dentro in realtà, è un percorso di una vita. C'è un percorso di una vita dentro, perché comunque è una storia che poi ha preso varie forme, che è venuta un romanzo, certo. Però all'interno c'è comunque la mia essenza poi. La tua sensibilità, quello che comunque la mia crescita, quello che comunque vuoi comunque anche donare, quello che comunque pensi di voler condividere, perché poi comunque il libro è una condivisione, è comunque qualcosa che tu hai dentro e cerchi di esprimere agli altri e vedere se li raggiungi poi. L'obiettivo è raggiungerli. Paola Biscusi, quindi c'è una frase della sua prefazione che identifica molto bene, chiarisce molto bene questo concetto, se ce lo puoi leggere e poi magari ci dirai qualcosa di più. Questo libro rappresenta uno strumento che tutti possiamo utilizzare, ci suggerisce un modo personale e coraggioso di inerpicarsi sulle vette dove nidificano le aquile e scendere negli abissi degli oceani per tracciare un sentiero che conduce al paese dell'anima e regala momenti di pace, riflessione, stupore e meraviglia. Ecco, queste righe che ho messo come conclusione della prefazione, a mio avviso in qualche modo rappresentano e descrivono quello che è, oserei dire, l'essenza di questo essere. Bellissimo. E cioè proprio questa capacità di avere dentro di lei dei momenti di pace uniti a momenti di riflessione, uniti a momenti di creatività infinita, perché poi l'abbiamo e la leggiamo e la vediamo nelle righe e nelle pagine di questo libro, insieme a questa capacità che Natalia continua a conservare di meravigliarsi. E la capacità di meravigliarsi, a mio avviso, è un regalo meraviglioso che dovremmo ricevere dai bambini, perché per loro è la naturalità, diciamo, però contenere e mantenere dentro di noi. Dal momento che ho iniziato a scrivere ad oggi, molte cose sono cambiate, profondamente cambiate, e Francesca di queste pagine, man mano che passava il tempo, la sentivo già trasformarsi. È stato un po' come tenere tra le mani della creta, farne uno di quei vasi che in via di lavorazione si plasma al solo tocco. Ci si sporcano le mani, ci vuole cura, senso e percezione, ma si può modellare ogni piccolo passaggio solo cambiando la pressione e l'angolazione del tocco. Le mani diventano il cuore. È proprio vero che quando qualcosa in noi cambia, cambia tutto. Ancora. Brava. Grazie per aver detto.
nell'amare e nel guardare chi ami con il cuore e nel gridare al mondo i propri sentimenti, alzando forte la voce dell'anima e nello scegliere di vivere pienamente, aperti alle possibilità, senza paura di rischiare e con passione. Grazie vita. Ecco, questo senso della vita che